A Susegana si è tenuta la sesta edizione di Vite in Campo, manifestazione dedicata all'innovazione in viticoltura, organizzata da Condifesa, Treviso, Vicenza e Belluno e l'Informatore Agrario. Temi cardine sono stati il cambiamento climatico e la sostenibilità. La sesta edizione, oggi sono presenti circa 30 espositori, 100 macchine, dove comunque c'è un rapporto, un contatto diretto con chi costruisce e con chi usa la macchina. Oggi è una fiera, ma non è una fiera statica, è una fiera in movimento. L'obiettivo di questa manifestazione è di creare l'innovazione in funzione della necessità aziendale. Una manifestazione particolarmente cara alla Regione Veneto che da sempre sostiene i suoi imprenditori agricoli. Siamo arrivati alla sesta edizione di questa manifestazione che promuove l'avanguardia dell'agricoltura, quindi la tecnologia, le nuove innovazioni, gli investimenti che gli agricoltori faranno da qui ai prossimi anni. Noi come Regione Veneto siamo molto vicini al mondo dell'agricoltura che fa quasi 8 miliardi di euro di valore aggiunto nella nostra regione, quindi un settore assolutamente strategico. E l'agricoltura deve essere oggi sostenibile dal punto di vista ambientale e dal punto di vista anche sociale. Oltre 100 i macchinari presentati tra trattori high-tech, robot e droni. Allora, oggi abbiamo principalmente le tecniche tradizionali di irrorazione, quindi abbiamo migliori macchine per irrorazione di fitofarmaci, gestione dell'erba sotto il vigneto, gestione della chioma, e qui abbiamo tutte le tecnologie più all'avanguardia. In particolare dopo abbiamo delle innovazioni molto spinte che riguardano la robotica, quindi abbiamo un paio di robot, uno in particolare che oggi viene presentato in esclusiva, che è un portaattrezzi e riesce a gestire in vigneto numerosissime operazioni. I droni ancora non sono utilizzati in Italia per i trattamenti fitosanitari, ma per molti è questo il futuro. Il drone qui diventa attrezzatura importante se parliamo di viticoltura di collina e di alta collina. Le soluzioni sono sostanzialmente due, cioè la sistemazione dei terreni per rendere percorribile le rive a dei trattorini piccolini, cingolati, che hanno dei percorsi piccoli, stretti, e nelle rive più impervie bisogna volare dall'alto.